Amici di Videotelecarnia, buonasera e bentrovati al secondo appuntamento con Carnia Cycling News, che è il nostro rotocalco sul mondo della bicicletta, quella non professionistica, quella più bella. E buonasera naturalmente al nostro Emiliano, che è il nostro ormai consueto padrone di casa. Ciao Emiliano, come siamo? Buonasera a tutti. Man mano che passano le settimane io mi sciolgo piano piano con le biciclette, quindi oggi abbiamo avuto l'onore e il piacere di pedalare insieme a questi giovanotti che vedrete fra un po', e quindi che pian piano mi levano l'anima. Io quindi non riesco più a far ammirare tanto la Carnia, anche perché la differenza d'età c'è, no? Con loro ce n'è parecchia, quindi adesso poi li vedrete, insomma, sentire questo loro vigore come si esprime. Quindi, sono veramente, è bellissimo vedere queste persone che girano così nella Carnia poi a questa età. Allora, noi come sempre siamo ad Arta, ospiti di Pendenze Pericolose, che è questa struttura per soli ciclisti, quindi chi viene qua deve avere la bicicletta, ciclisti che tu porti in giro per la nostra Carnia per far vedere quelle che sono le nostre bellezze. Seconda puntata, vedremo nel corso appunto di questa puntata la prima salita che abbiamo pensato di proporvi, che è quella che da un pezzo va al Passo del Pura. Salita bellissima, soprattutto per me che l'ho fatta in macchina, no? No, per me meno. Per te un po' meno, sì. Però veramente è scenari bellissimi, come tutti quelli che vi faremo vedere nel corso delle varie puntate. Ricordiamo che le puntate sia dell'intera Carnia Cycling News che solo delle salite del Friuli le potrete vedere comunque anche sul canale YouTube che abbiamo approntato proprio per l'occasione, sul sito di Videotelecarnia. Quindi chi non riesce a vederlo sul nostro canale, su videotelecarnia.in TV, lo può fare tranquillamente e ovunque nel mondo. Sì. Cosa non da poco. Allora, oggi prima di lanciare appunto la salita del Pura, una piccola anticipazione, abbiamo un tuo gradito ospite, sì, che è Giuseppe Fatato, sì, che è stato professionista dal 78 all'85, con lui chiacchiereremo un po' di quello che è stato il mondo del ciclismo di quegli anni. Sì. Viaggia ancora? Viaggio pure troppo. Troppo ancora? Purtroppo sì, quindi mi leva l'anima, mi leva la vita ogni volta che viene qua. Questo è il suo secondo anno, ma faccio un piccolo preambolo di questo personaggio, che è una persona alla quale tengo in particolar modo. Giuseppe Fatato ricorda anche la mia infanzia, da quando io cominciavo a girare i negozi di bici con mio papà, che era ciclista, e io mi trovai al cospetto di questo campione che all'epoca conoscevano in tutta Italia, non solo in Roma e a Lazio, che stava passando dal momento del professionismo al negozio, quindi alla distribuzione su Roma. Io me lo ricordo che aveva 30 e qualcosa, adesso ne ha 30 di più, però va forte, uguale. Va forte in una maniera incredibile, e quindi io ho detto ogni volta che viene qui dico adesso mi preparo, così almeno no, non c'è verso, perché niente, non ce la fa. È un'ira di Dio, ma non a caso ha fatto il professionista, quindi io sono un cicloamatorazzo. Allora, prima di parlare appunto con Fatato, vi lasciamo alla clip, durerà circa una ventina di minuti, sulla salita del Passo Pura, poi ci ritroviamo qua e proseguiamo con la nostra puntata. Allora, ci troviamo, caro Emiliano, all'Agriturismo Tiziano. Siamo con Laura, che è la coproprietaria di questa piccola perla qui appunto ad Enemonzo. Laura, grazie intanto per averci ospitato nella tua bella tenuta. È un piacere. Mi racconti come hai conosciuto Laura? Beh, allora, innanzitutto questa è la vallata dove, per forza di cose, ma non per essere, la preferenza, sono molto affezionato a questa vallata. Quindi la Valle del Tagliamento con Enemonzo su Chieve, è la mia preferita, perché è gettonata, perché qui ci ho passato l'infanzia, no? Ma io non vorrei parlare del discorso amica, perché Laura è un'amica, una delle non poche, però è una vera amica che io ho qua in Carnia, che mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre voluto bene, quindi è un piacere stare qui, ma parliamo di cose veramente serie, si mangia bene, ma tanto bene. Qui si mangia bene al ristorante, ma soprattutto perché qua avete prodotti completamente vostri. Sì. Completissimamente no, obiettivamente siamo stagionali, quindi dipendiamo dalla stagione e dal tempo.
però in linea di massima sì, la carne è assolutamente la nostra. Alleviamo i nostri animali e poi gran parte delle verdure, delle cose varie che si possono usare in cucina, verdure, patate, fagioli, latticini che dei quali mi parla bene Emiliano. E qualcosa facciamo anche con il latte, sì, facciamo lo yogurt. Che non è male. Tu lo vieni a prendere ancora qua, giusto? Io vado a yogurt oltre che a birra, come sanno tutti, ma vado a yogurt anche. Il suo è uno dei più prelibati proprio. E ultimamente si sta cimentando mio figlio, sta facendo un sacco di prove, così, per gusto di fare. E allora stiamo facendo dei lavoretti piccoli, cacciottine, cosine, però per il momento siamo ancora assaggiatori, non siamo ancora preparatissimi per dare al pubblico. Quando avete iniziato la vostra attività qua, in che anno, e soprattutto se ti aspettavi una crescita come obiettivamente c'è stata? Allora, noi abbiamo aperto qui nel 2011, il giorno della Befana. Io pensavo, ho sempre pensato che, vabbè, tutti sono bravi il primo anno, no? La novità, la nuova porta aperta, tutti arrivano, la curiosità, vengono, vedono, e sì, effettivamente abbiamo lavorato. E mi dicevo, chissà poi. E invece poi no, in fin dei conti sono veramente soddisfatta, siamo veramente soddisfatti perché dopo un anno, dopo il primo anno c'è stato il secondo, il terzo, andiamo sempre in crescendo, perché la gente viene, si trova bene e parla bene di noi. Bisogna venire per forza il sabato e la domenica, è un po' più dura perché c'è movimento e magari i tempi sono un po' più lunghi, o se no bisogna tornare d'inverno quando tutto è tranquillo, perché noi siamo aperti tutto l'anno a parte il mese di novembre, per cui il sabato e la domenica noi ci siamo tutto l'anno. Guardate voi con le telecamere, con le immagini, quello che c'è qui intorno. È proprio un'isola in mezzo a una prateria stupenda, quindi mangiare qua dà un sapore doppio. Allora, Agriturismo Tiziano e Nemonzo, un'altra delle nostre piccole perle di Carnia, dove si mangia bene, si sta bene e si svuota soprattutto la testa. Laura, grazie come sempre. Grazie a voi. Grazie Emi. Grazie a voi, anzi grazie a lei. Grazie. Troviamo dopo un pezzo verso l'albergo e il ristorante Alpura, quindi proseguendo per la strada che ci porta verso il passo della Mauria, e andremo verso la salita del passo del Pura, appunto. Si trova dopo questo bivio. Quindi giriamo a destra e poi piccolo briefing. Allì. Bene, abbiamo girato a destra dopo il bivio, entriamo sull'anticipazione della salita più o meno, perché alla vera e propria salita, anche se questa di salita tratta, sì, perché siamo al 7%, 8%, ma la vera salita comincia dagli 8 km e mezzo dalla cima, più o meno. Quindi i primi 500 metri sono decisamente semplici, sempre per quanto riguarda per quanto riguarda la valutazione normale degli scoiattoli. Eccoli da sopra. Eccoli qua. Non male,
come dicevamo è una salita di 8 km e mezzo. I primi 3 km e mezzo, 4 sono decisamente impegnativi e decisamente da salita da selezione, ciò significa che siamo sempre oltre il 10% con dei tornanti per poter rilanciare, ma con delle pendenze dove quando si fa qualche fuorisoglia c'è la possibilità quantomeno di rientrare, non pendenze arcigne come quelle dello Zoncolano. Quindi se si ha gamba buona questa è una salita di tutto rispetto e di tutto livello. Dal punto di vista invece cicloturistico questa è una salita spettacolare perché sono appunto 8 km e mezzo all'interno della foresta del Pura, partendo dal centro abitato di Ampezzo. Si passa dopo 2 km, si trova questo bivio e si va su tra tornanti e panorami spettacolari che tra un po' vedete. È cominciata da qui, l'appiamo, eccola qui, che comincia una pendenza decisamente superiore. Eccoci qua dove tutto parla del passaggio del Giro 2014, la Maniaco Monte Zoncolan. Eccolo qui, straordinario. Sì, fu il primo GPN della Maniaco Monte Zoncolana, dove c'era Passo del Pura, Caserazzo, Serra Riota e poi Monte Zoncolana, che lo vedrete nelle grandi salite del Friuli, tutto tra il bosco per adesso, attraverso tornanti meravigliosi. Uno ci aspetta laggiù. Eccolo. Andiamo. Via via. Salita di Cantagallo. Gallo Porcello. Via via. Arrivati al quarto chilometro di questa salita spettacolare arriviamo a questo tornante che la chiamo la finestra sulla Carnia. È una finestra che dà sulla Val Tagliamento, laggiù il Monte Marianna, adesso poco visibile per la fossia, e con tutti i paesi della Val Tagliamento, da Villa Santina addirittura vediamo laggiù Tolmezzo, Villa Santina, Nemonzo, Soppieve, Preone, Oltris, dove c'è Roberta Benedetti che salutiamo con la sua splendida guest house. Ricercatela su Facebook. E qua sotto a un pezzo che abbiamo appena lasciato. Questa è una delle finestre più belle, meravigliose in Carnia, dove se non ci si ferma di certo ci si perde un bello spettacolo. In Carnia ci si deve fermare da un bel po' di parte. Ora continuiamo ad andare su, mancano altri 4 km, un po' più semplici però. Andiamo avanti in mezzo al silenzio e senza auto. Si continua a pedalare sopra il cielo, accarezzando le nuvole. Fantastico. Quando arriviamo a questo tornante della S, vuol dire che stiamo più o meno a 1 chilometro dal GPM e a 400 metri, 300 metri dal raggiungimento di Malgapura, quindi dove spiana un po' per lasciare lo spazio a un panorama fantastico che fra un po' vedrete. Andiamo a Nin, lo so, lo pronuncio male, ma so pure romano. Eccoci arrivati allo scollinamento, che è a 400 metri più o meno dal GPM. Si apre questo scorcio meraviglioso sulla Malga, quindi Malga Pura, e tutti i suoi, le piccole aziende, caseifici, una spianata da vivere completamente, e una sella dove poter gustare molte specialità locali. Adesso andiamo verso la mia chiesa, che molti conoscono, dove c'è lo spazio per una preghiera. L'arrivo è come al solito
con i miei spettatori preferiti a bordo strada. Che volete fare? A me piacciono questi spettatori. Invece della lè è meglio uno scampanio nel silenzio, in un posto meraviglioso così. Ecco la mia chiesa. Una preghiera non fa mai male. Vediamo permesso. E là. Il paradiso. In carne c'è il paradiso. E questa ne è la dimostrazione. Le panchine della chiesa ne sono la dimostrazione. Allora Emiliano, siamo sul Passo Pura, 1428 metri sopra il livello del mare, 9 km di salita. Quando si arriva su, che sensazioni si provano? Allora, io ho sensazioni particolari, no? Questa è la chiesetta, insomma, dove mi fermo spesso per pregare o per starmene in silenzio, perché qui si può stare in silenzio, no? Rispetto a tutte quante le altre montagne, un po' più piene di turismo, così, Affollate. Beh, qui si può ancora godere della montagna a pieno. E la sensazione che si prova è di toccare il cielo con un dito in un punto che ci accoglie nel suo silenzio, nella sua conifera, nella sua malga. Possiamo stare qui quanto vogliamo, io quanto vuoi. No, ricordiamo che questo tipo di salita, è vero, molti ci vengono per sfidarsi, ma come dicevamo prima, la sfida è anche fermarsi ogni tanto, guardare il panorama, pensare soprattutto e rimanere incantati di posti che probabilmente molti non sanno che esistono qui in Italia. Ma sai, la maggior parte del ciclismo nazionale e internazionale non fa parte di quell'elite di 200 persone che corrono il Giro, no? Il Giro d'Italia, anzi il 99,9% fa proprio parte di coloro che come me, arrivati ai 43 anni, 44 anni, sanno e sono pienamente consapevoli che il Giro non lo possono più vincere, quindi rimane tutto questo. Io amo dire che il ciclismo poi è questo, la Carnia è il ciclismo e la Carnia è il patrimonio incontrastato del ciclismo in Italia, dico io, perché questi posti qui dove tu puoi riprendere tranquillamente senza che macchina passi, eppure qui 2 anni fa c'è passato il Giro come passa ogni anno il Giro, anche quest'anno ripasserà con Sella Chiansutan, quindi lo Zoncolano, il Crostis, dall'altra parte vedete quelle montagne che ci sono in fondo, lì c'è Sauris, qui c'è Caserarazzo, un altro GPM, quindi si sta nell'ambiente dei campioni, si sta nell'ambiente del grande ciclismo, ma si sta anche in vacanza, si sta nel silenzio così. Caro Emiliano, siamo a Enemonzo, punto anche questo strategico per le partenze in bicicletta verso Pura, Ampezzo, Sauris, chi più ne ha più ne mette, Pani, e siamo da De Marchi, che qui a Enemonzo, ma diciamo in tutta la Carnia ormai è un'istituzione. Siamo con Paolo Candotti, che è uno dei 3 titolari, quindi anche mia sorella. Tutto in famiglia, quindi ancora più bello. Allora Paolo, cosa vi ha portato a continuare questa ormai lunga tradizione dolciaria? Ma
Diciamo che prima di tutto ha cominciato mio fratello entrando in società con quello che era il titolare, il fondatore dell'azienda. E dopo 10 anni dall'entrata di mio fratello sono subentrato io, e poi la voglia di trovare sempre qualcosa di nuovo, restando sempre in quello che è gli ingredienti che il territorio ci offre, possibilmente, perché noi cerchiamo comunque di avere tutti i prodotti italiani. Qualcuno ovviamente arriva anche dall'estero, perché l'uvetta noi non la produciamo in Italia, però cerchiamo appunto di avere il più possibile prodotti italiani e niente. La Carnia per me è un viaggio da bambino, quindi 43 anni che vengo qua, no? E 43 anni che vedo questo De Marchi. Quindi l'emozione di arrivare qua dentro per me è enorme, perché lui ne parla con una certa tranquillità, però per me vedere De Marchi, pensare alle crostate che io mangiavo la mattina quando mi svegliavo col latte, e vedere che sono tutte cose fatte a mano, perché la distribuzione è in tutta la Carnia, no? E si vedono, è in tutto il Friuli. Però si fa fatica a pensare e a credere che viene tutto fatto a mano, e quindi quando entri qua e te ne accorgi che questi signori fanno tutto a mano, è un'eccellenza fantastica, è il salto indietro col tempo che mi commuove, quindi è molto bello. Cosa molto importante, e poi chiudiamo, non potete venire nel Monzo ad acquistare, ad annusare, a degustare, io magari ci devo passare, sì, vabbè, buona la scusa. Quindi qui non c'è la vendita diretta, ma come ha detto Paolo, la potete trovare veramente ovunque in Carnia. La cosa più bella secondo me è l'invitare proprio la gente, no? la gente carnica e friulana ad acquistare questo tipo di prodotti, perché noi con mano abbiamo testato, abbiamo visto la genuinità delle persone che la fanno e i prodotti. Quindi quando si vede dietro a una busta di plastica una scritta, ma lì dietro c'è un campanile, che è il campanile di Le Monzo, che io da piccolo quando vedevo, il campanile più alto, se non sbaglio, della Carnia, il secondo più alto del Friuli. E vedi quella cosa là sopra, c'è una storia. E qui quando entri si respira storia e tradizione, e quindi è difficile raccontarlo in un'intervista, però è facile andare al supermercato, in un posto, e prendere questa crostata invece di... Sì, a differenza della grande distribuzione, ecco qua posso dire che ci sono tante ore di lavoro, perché ci sono almeno 10-12 ore ogni giorno di lavoro. Progetti per il futuro, perché come ci dicevi tu siete in continua evoluzione, cosa state preparando? Speriamo di riuscire a breve a lanciare una linea vegana, ancora non posso dare i tempi perché mancano dei dettagli, spero il prima possibile. Questa è una sosta che dovete fare ai supermercati e dovete provare. Io la provo sempre, quindi non devo imparare niente. Gli altri da questo servizio magari possono capire che quanto amore c'è. I ciclisti che vogliono venire a assaggiare un biscotto, abbiamo anche la macchina del caffè noi. Oh, vedi? Attrezzatissimi, quindi Paolo grazie Emiliano, quindi mi raccomando, De Marchi e Le Monzo, grande qualità. Ciao! Eccoci nuovamente da Arta, siamo sempre a pendenze pericolose, come avete visto gli scenari che Emiliano ha pedalato da un pezzo al Pura valgono la pena. Per chi ama le montagne veramente è una cosa assolutamente da fare, ci sono 1000 modi, 1000 biciclette, c'è la e-bike con la quale naturalmente avremo più confidenza nelle prossime puntate grazie anche a Max Caccitti, quindi rientriamo in questo nostro bellissimo studio improvvisato, no? E abbiamo il piacere appunto di avere, come vi ho annunciato prima, Giuseppe Fattato all'anagrafe, professionista dal 78, ripetiamo, al 85, quindi 7 anni intensi. Buonasera e grazie di essere il nostro ospite. Buonasera a tutti. Allora, il mio passaggio nel professionismo nel 78, come dici, 4 anni ho fatto, i primi 4 anni la strada e poi altri 5-6 anni ciclocross, anche perché dopo il primo anno di professionismo una caduta al Giro del Piemonte, frattura del femore, e lì è iniziato la fine, si può dire, della carriera di Fatato, nel senso che da dilettante ero uno abbastanza promettente, nel professionismo poi rincominci da capo, perché sei uno dei tanti, anzi neoprofessionista, perciò devi fare la cavetta al professionismo, perciò gregario. I primi anni poi c'era veramente il gregariato perché si spingevano i capitani, perlomeno il primo anno,
E poi man mano, poi la mentalità non è, io venivo dalla mentalità di uno che vinceva abbastanza, vinse l'ultimo anno 11 gare, perciò passare da una mentalità all'altra è dura. Era difficile. Era difficile, dura. Io personalmente non l'ho accettata, perciò anche se il primo anno poi mi sono rotto il femore, ho iniziato a fare il ciclocross e tutto, però è stato un declino negli anni futuri del professionismo. Sì. Allora, leggo quello che si può trovare, naturalmente tutti lo potete trovare su internet. Partecipazione a 3 Giri d'Italia, Tirreno Adriatico, Milano Sanremo, e la cosa che però mi ha incuriosito un po' di più, tu cosa che non farai mai, 4 campionati nel mondo di ciclocross. Ciclocross mi ha sempre affascinato, non so perché. Era l'ira di Dio lui. Allora, nel ciclocross io ho iniziato a fare ciclocross perché venivo da una frattura di un femore, perciò per riprendermi un po' meglio dovevo riniziare la stagione del 79. Allora, per riprendere un po' la stagione già un pochettino più avvantaggiato degli altri, perché ero stato fermo due mesi con questa frattura, mi mise a fare un po' di ciclocross. Poi all'epoca il commissario tecnico c'era Martini che, non uno a caso, Martini che incominciò a vedere che io ai primi corsi quinto, quarto, sesto, poi si può dire che dalla Sicilia al Veneto dominavo quando poi ho iniziato, poi dal Veneto incominciavo a trovare i veri crossisti, perciò Paccagnella, Ditano, Saronni, Antonio, così. Però arrivavo sempre lì, quarto, terzo, quinto, e mi selezionò per i campionati del mondo, che furono i campionati del mondo a Saccolungo, l'unico che è stato in Italia. E in quel campionato del mondo, io che venivo dalla strada, ero soprattutto uno stadista, mi classificai nono ai campionati del mondo. Hai detto niente, no? Perciò da lì poi è iniziata una la carriera. naturalezza con la quale Nello stesso anno ho voluto un pochettino correre un po' troppo, perché misi sul negozio, mi sono sposato, figli, famiglia, e così è iniziata un'altra carriera di Peppe Fatato. Attenzione che è una carriera fantastica quella, perché in tutta Roma lo conoscono. Ho iniziato con negozietto, all'epoca era più facile per un professionista mettere sul negozio, e l'attività, ringraziando Dio, è andata abbastanza bene, perché eravamo pochi professionisti che avevano iniziato un'attività a livello commercio. E difatti correvo e nello stesso tempo lavoravo, ma non poteva il ciclista non poteva, cioè io ero già correvo da professionista, perciò mi allenavo la mattina 5 ore, 7 ore, 6 ore, poi il pomeriggio, vuoi non vuoi, avevo una struttura che doveva andare avanti. Poi avevo fatto dei debiti, perché c'era, mi ricordo all'epoca, c'era la Vinere che mi diede 100 milioni di materiale, 100 milioni di materiale, e dovevo, ancora li ringrazio, perché li pagavo, al venduto pagavo questo materiale. Che bello, immagini. Altri tempi. Perciò io poi dopo col debito non ci sapevo stare, mi faceva sempre la gola, mi allenavo, pensavo ai debiti che dovevo pagare. Allora che facevo? Mi allenavo la mattina e il pomeriggio stavo dentro al negozio. Poi vuoi non vuoi stavi in piedi, anche se non volevi fare niente, avevo un ragazzetto dentro al negozio che mi dava una mano. Però arrivava poi, col fatto che ero professionista, tutti i ciclamatori venivano lì, una cosa un'altra, una camera d'aria, ma monte queste coperture, vabbè, facciamo tutto, perché avevo bisogno. E che facevo? Il giorno dopo ti dovevi riallenare, perciò riallenarti dopo che oggi hai fatto 170 km, 180, Senti. il pomeriggio stavi dentro al negozio. Il giorno dopo da 180, 170 che ne dovevi fare, ne facevi 150, 140. Mal di gambe, volevi fare una salita fuori soglia, non la potevi fare perché ti facevano male le gambe, e così è inevitabile che devi scegliere le due cose. Sì, devi scegliere le due cose. Ho tirato avanti in altri 3-4 anni su strada, poi ho fatto tanti anni il ciclocross, perché ti permetteva
nelle ore dall'1 alle 3:30 di allenarti. Certo. Perciò dopo correvamo con mia moglie, partivamo la notte alle 2 di notte, andavamo a correre nel Veneto, la sera si rientrava perché la mattina dovevi restare al negozio. Sacrifici. Credo che al giorno d'oggi è minore. Ma quanto è bello sentire perciò questi io quello racconti, che dico sempre ai ragazzi, io ho fatto il professionista, l'ho fatto quando correvo nei dilettanti, perché facevo la vita veramente da uno che deve correre in bicicletta, perciò dall'alimentazione, dagli allenamenti, da massaggi quotidiani, la vita serietà, sana, genuina. Serietà. E lì ottenevo i risultati. Quando ho cominciato a non fare più, anche mentalmente, la vita del ciclista, piano piano rendevi sempre meno. Perciò quello che consiglio sempre ai ragazzi, che quando loro ancora sono allievi, non possono ancora capire i meccanismi del ciclismo. Quando si renderanno conto che ogni piccola cosettina fatta meglio, ottieni sempre quel pochettino in più. Un passetto alla volta. E quel passetto ti trovi che nei momenti cruciali, che tu devi stare lì che ti stanno a tirare il collo, che devi rendere, ti dà quel pochettino in più. Allora, leggevo qua, Emi, alcune delle squadre nelle quali ha corso Peppe, per noi vecchietti, Magnifelx, Fam Cucine, Alfalum, Alpilatte. Te le ricordi, Sì, io purtroppo, o per fortuna, no, oggi sì. stavamo parlando e mi ha fatto sullo Stelvio. No, stavamo parlando, ma tu hai mai fatto lo Stelvio? Sì, sono arrivato. No, al Giro d'Italia sono arrivato allo Stelvio. Però Appunto dello Stelvio, quello che vinse Bernardò, e Hinault prese la maglia. Io ero in una fuga di 8-9 con Bernardò, bugai in salita, poi bugai in discesa e arrivai in nono con Saronni, con il gruppettino di Saronni comunque. Capisci? lui correva per quelli della nostra età, ai tempi di Saronni, Moser, Bernardino. Mi dici Bernardino, tra i ciclisti o tra i campioni con i quali hai corso, non necessariamente in squadra, ma nel gruppo, qual era quello che secondo te era veramente il più forte? Bernardino. Bernardino, perché quando si metteva in testa che voleva una cosa, la otteneva. Mi ricordo sempre una tappa che dopo era carismatico, era uno di quelli che incuteva soggezione appena che lo vedevi, perché era una roccia, era piccoletto ma bello tosto. Mi ricordo si arrivava a una tappa, Giro d'Italia, si partì da Grosseto e si arrivava a Orvieto. Quel giorno di lui universale gli levarono la maglia rosa. La prese Contini o Visentini, uno dei due. Il giorno dopo si ripartiva da Orvieto e c'era l'arrivo, si arrivava a Roma, si arrivava mi sembra a Castel Gandolfo. Allora ci furono pronti via, la discesa, cominciò la salita che andava ai Monti Cimini. I Monti Cimini lo stuzzicarono un pochettino così perché hanno svegliato la bestia. Si misero 3-4 a scattare così, si incavolò, si mise davanti, lui di persona, lui calcola, poteva mettere benissimo dei gregari, certo. Si mise davanti fino ai Monti Cimini a tirare come un dannato e io quel giorno rimasi attaccato al primo gruppetto che c'era lui e volevo che menassero fino a Castel Gandolfo perché non mi sembrava vero. E invece dopo i big stavano tutti là, si fermarono tutti e rientrarono tutti e così siamo arrivati a Castel Gandolfo, poi in volatone, non mi ricordo chi vinse. Comunque ha fatto vedere di che pasta era fatta. Perciò anche quando abbiamo fatto la giornata dello Stelvio, che lui fece vincere Bernardò, perché noi abbiamo iniziato quella tappa in fuga, io vinsi il trofeo delle regioni, all'epoca vinsi il trofeo delle regioni, poi imbocchiamo questo Stelvio, questo gruppetto, Bernardò va via, sai, io neoprofessionista, mi ricordo sempre che ci fu Parsani, che era già erano tanti anni che era professionista, lasciatelo andare perché dice tanto l'altura lo calma, sai io... L'altura lo calma, va bene, lo calma. Allora siamo andati tranquilli fino a metà Stelvio. E l'altura non a un certo punto a metà Stelvio bucai. Mi ricordo sempre ci fu Pezzi, era il mio direttore sportivo, che
scelse pure lui dall'ammiraglia, mi cambiarono la ruota. Io alla foga di rientrare su questo gruppettino, rientrai, li passai e rimasi da solo così e seguitai a fare lo stevio tranquillo, fino a che a 2 chilometri dalla vetta mi arrivava a Bernardino con tutte le ammiragliature così, che aveva staccato tutto il gruppo dei primi, dei Vicentini, dei Saronni, Mosero, questi qua così. Mi riprese, io mi ricordo sempre questa scena, io andavo anziché col rapportino col 25, mi passò Bernardino, ci avrà avuto il 17, quindi due passate e arrivederci sono tutti. Rimasi così come un grande. Poi mi ripresero qualcun altro, io, il gruppetto di Saroni, siamo arrivati a 4 minuti di ritardo con il gruppettino di Saroni, un 7-8, e feci nono di tappa quel giorno. Hai capito? Che differenze trovi tra il ciclismo dei tuoi tempi, che non sono lontanissimi, Sì. e quello che si può vivere adesso? Allora, il ciclismo dei miei tempi, Professionismo, c'erano i 10 capitani e dovevano arrivare sempre i 10. Arrivavano sempre i 10 perché tutta la squadra era a disposizione di un Moseri, di un Saronni, perciò non ti potevi manco permettere di andare in fuga. Se c'avevi un Moseri in squadra era impossibile che tu dalla stessa squadra andavi in fuga, così quella di Saronni e così quella di tanti altri big. Io l'ultimo anno feci con l'Alfa Lume, cioè avevo in squadra Bertoglio. L'ultimo anno c'avevo Le Carreta. Marino Le Carreta con l'Alfa Lume. Io quell'anno non potetti fare il Giro d'Italia perché andai a fare il Giro dei Paesi Baschi, che ci siamo andati apposta per preparare il Giro d'Italia. Lì presi una broncopolmonite e smisi proprio la mia carriera da stradista a maggio, perché dopo era esausto il negozio, ho detto basta, e poi quindi facevo cross a livelli che potevo fare. Quindi secondo te è meglio il ciclismo di una volta di quello di adesso, con radioline, no, il ciclismo varie cose? Di una volta a un giovane promettente che passa professionista non potevi fare niente, perciò passavi e per qualche anno, se non avevi la fortuna di vincere una corsa così, rimanevi nell'anonimato. Adesso invece i giovani, se vogliono, possono benissimo mettersi in evidenza, perché hanno la possibilità innanzitutto ci sono tante più gare. Una volta c'era il Giro d'Italia e tutti stavamo a fare il Giro d'Italia. Adesso c'è il Giro d'Italia, c'è il Giro dell'Inghilterra, della Columbia, ci sono tantissime gare. Perciò anche se adesso un giovane non rientra nei ranchi della partecipazione a un Giro d'Italia, può benissimo mettersi in evidenza in tante altre piccole gare, perciò è molto più semplice adesso. E mi vuoi chiacchierare un po' con i giovanotti che hanno più o meno il doppio della... solo una cosa però, chiedigliela. Alla fine lui ha pedalato in Carnia, no? La Carnia è... Ma adesso dici o già... già la seconda volta che allora io la seconda volta che vengo qui in Carnia. A me piace tantissimo perché strade buone, belle. Questa è una cosa che dicono veramente tutti. Veramente poche macchine. E te le salite sono un po' dure perché ti fanno soffrire. Beh, ma in Abruzzo da te non avete queste salite? Va così. Sì, però così non ci sono, perché ecco, tipo ieri abbiamo fatto il Mangard, il Crostis, 14 km che te leva l'anima. Hai avuto visioni poi, in cima? Sì, io l'avevo già fatto l'anno scorso, però non mi ricordavo perché si vede, no, l'anno scorso, 2 anni fa. La condizione era forse migliore, quest'anno era un pochettino più appannato perché e poi c'era gli arditi dell'aria che li ammazzerei io. Però chiedi ai ragazzi com'è stata, va? A chi gli diamo prima? E intanto scusami Emi, perdonami, fanno parte della squadra io a Roma ho una piccola siccome sono appassionato di bici mi piacerebbe avere sempre una piccola squadretta. Già l'anno scorso 4 ragazzetti hanno iniziato ad andare in bicicletta così senza velleità, e questo mi piace più di tutti perché in squadra non mi piace mai avere il campioncino, anzi mi piacerebbe crearlo e spero che tutti e 4 diventino perlomeno si mettono innanzitutto che si divertono prima di tutto, e secondo poi
Non si sa mai, poi qualche vincitore in Giro d'Italia io vengo a fare da gregario, non si sa mai. La porta borraccia, la cambia borraccia, certo. il meccanico, massaggiatore, il meccanico, vengo a fare il meccanico. Ma innanzitutto la cosa più bella, no? Quando senti queste cose qua è quando si parla di ciclismo vero, no? Fino adesso ha parlato di ciclismo vero, quando vedi questi ragazzi che indossano già le casacche, hanno 15-16 anni. A me piace molto osservare la situazione del ciclismo giovanile che cresce, la prospettiva dei futuri ciclisti veri, ecco, e dissociare un po' quello che è questo tipo di ciclismo, che è quello giusto agonistico in una certa maniera, con altre esaltazioni amatoriali che sono un po' da stigmatizzare e da allontanare. Questi sono i veri ciclisti del futuro, quelli che fanno le gran fondo, si divertono come i pazzi, sì, però questi sono veramente i ragazzi. Chiedi del cross come è stato. Mi dai un attimo? Sì, come no? Allora, io una cosa che dico sempre ai ragazzi, innanzitutto vi dovete divertire, prima cosa. Fondamentale. Quello che non condivido e che succede in tutte le altre regioni, e qui sbagliano i direttori sportivi, non so che i genitori e tanti altri, che i ragazzi vogliono subito ottenere da questi ragazzi risultati, ma vincere dall'allievo, dai sorgenti, dai junior, così, non serve a niente. Da dilettanti già può servire a qualche cosa. Perciò quello che dico, e io sono contentissimo di averla portati qua, l'anno scorso siamo stati sulle Dolomiti, gli devi far sentire la fatica, prima di... La vittoria adesso non servono a niente. Però allora adesso si stanno rendendo conto che il ciclismo è molto ma molto duro, perciò se seguono andare avanti vuol dire che sanno quello che gli aspetta. Nel senso che se non si rompono sono buoni. Insomma dai, diteci voi un po' di impressioni su questa Carnia, chi comincia? Queste salite? Forza, vai. Vabbè, l'anno scorso siamo andati sulle Dolomiti ed era completamente un'altra cosa. Diciamo che qui è proprio un posto per chi si deve allenare, per chi ha la gambetta pronta, per chi deve comunque sopportare... Vedo che la gambetta pronta è sempre qualcosa. Certe pendenze, insomma, voglio dire, il crossis per esempio abbiamo fatto ieri e oggi l'abbiamo sentito sulle gambe, infatti abbiamo detto no, andiamo tranquilli oggi perché se no arriviamo e quindi vivi. Che cosa ha pensato bene di mettere in programma Peppe, se c'hanno le gambine un po' così per sabato? Zoncolano. Certo. Allora che ti aspetti dallo Zoncolano te? Dimmi un po'. Grandi pendenze. E le trovi? Purtroppo. E niente, Peppe che darà battaglia come al solito. Sì, perché il diavolo è lui poi alla fine. Certo. È lui da battere. No, ma la cosa bella è vedere lui che dà direttive e tutto quanto, e poi vedere questo nuvolo di api che gli girano intorno che lo tartassano, no? E lui vedi che... però è bellissimo vedere un grande campione, perché poi alla fine è un campione, no? Ha fatto parte di quei 100-200 persone che hanno fatto il Giro d'Italia. Vederlo con dei ragazzi vicino è una cosa veramente stupenda. Io quando li guardo li ammiro così e li lascio andare, non li devo lasciare andare, no, che è molto differente. E quindi invece abbiamo lì 180 pedalate al minuto. Aspetta, poi vieni qua, vieni. Quante ne hai fatte oggi di pedalate al minuto? Dimmi la verità. Al televisore lo devi dire. 190. 190. Un mulinello. E invece tu dimmi un po' che ne pensi della Carnia. Tosta. Tienilo. Diciamo che oggi stavo un po' meglio, ma ieri e l'altro ieri è stata una sofferenza. Certe briscole. Allora, il romano ha preso certe briscole, significa che hanno sentito bene la fatica di pendenze pericolose come che è la Carnia. Quindi però avete visto macchine? No. Avete visto? Fontane ci stanno, l'ombra c'è? Le fontane ci stanno, ma no, non ci fermiamo. Perché c'è lui che me lo fa fermare. Cioè, non li fai fermare? No, io, lui, è il demonio. Aspetta. Le fontanelle che vedono si vogliono fermare, e io no. Una volta ve lo posso permettere, la seconda volta no. Ecco. Perciò riempire le borracce, menare. Visto, è il figlio del demonio, io l'ho detto, perché non devi andare? Se dà retta a loro quando si fermano in una fontana, io arrivo l'ultimo, riempio la borraccia e sono pronto per ripartire. Loro arrivano davanti a me, riempiono una borraccia, ne riempiono un'altra, ne bevono una, ne bevono l'altra, e poi non ci siamo. Perché l'uomo non mi fermo per niente e vado dritto. Vedi, l'uomo deve essere progettato per non bere quando fa il ciclista, giustamente. Okay. Quello che gli dico sempre a loro. Allora, io avevo un direttore sportivo che si chiamava Campanini. Allora, all'epoca
la tecnologia era tutto diverso. Perciò a noi perlomeno a me, mi hanno inculcato nella testa che il bere non si doveva bere più di tanto. Perciò anche in corsa allora toccava sorseggiare la borraccia, ma non bere, anche perché se dà retta all'istinto, la sete che hai, la apri la svuoti. borraccia e la svuoti. Ne prendi 10, le bevi tutte 10. Allora ci insegnava sempre che allora sorseggiare, allora addirittura ci faceva partire nelle gare col tè bollente. Si andava prima del bar, della partenza andavamo al bar con la tazzetta del tè bollente, tu dovevi bere quella lì, perché così ti veniva meno sete quando correvi. Che trucchi, Rendi conto? Questi sono aneddoti fantastici. Mi ricordo sempre per il caldo, in Abruzzo ci faceva cogliere le foglie dei fichi, quelle così, perché per non prendere caldo in testa. Caldo in testa. E le mettevi... Sono piccoli trucchi che alla fine faceva brodo. E come un'esperienza così non può giovare a loro, no? Perché allora ancora non gli ho detto ci ho detto qualche cosettina, perché ancora non li vedo attivi. Sono stanchi, sono. Non lo sanno che gli aspetta. Allora Emi, direi che sì. Ringraziare Peppe è il minimo, perché a parte essere stato tuo ospite, è stato nostro gradito ospite, ci ha raccontato il ciclismo un po' naif, no? Quello che ci piace, quello bello che rimarrà negli anni a venire. Noi naturalmente ci auguriamo di rivederti qua il prossimo anno, dopo che avrai finito le fatiche di quest'anno. Ti aspetta ancora qualcosina, no? Giorni di fuoco, questi... Sai che c'è che allora non gli posso lui lanciare. È cattivo. Io. Questa è una bestia. Questa prima io no, sai, dice, oggi c'ho la gamba, poi alla fine va con il gruppetto di Villarzilla, le passeggiate ecologiche. Ecco. Fa il turista. Fa il turista, capito? Poi ogni tanto oggi c'ho la gamba. Che gamba c'hai? Con i turisti? Non gli lascia sempre andare, capito? Certo, ma io ti lascio con loro, che vado io. Tu sei professionista, mica io. A me quest'estate piacciono tantissimo, vengo volentieri se posso l'anno prossimo, 2 anni, 3 anni, perché mi piacciono, mi ci trovo bene, mi piace faticare, poi specialmente venirci con questi ragazzi è ancora più bello. Peppe, grazie Emi, grazie di avercelo portato. Io lo ringrazio, perché è stato veramente una persona che anche a me ha iniziato un po' al ciclismo, perché poi alla fine era quel personaggio che da bambino vedevo sempre e che comunque prendi anche come esempio, no? Quando sei lì lo vedi, io l'ho visto anche correre ad alti livelli, quindi grazie a lui. Grazie a voi. Nuovamente qui da Casa Emiliano, la chiamiamo così. Bellissima l'intervista, meritava, no? Un personaggio di quelli. Pensa che bello andarci in giro in bici. Beh, tu ci vai, quindi adesso. Sì. Allora, siamo con Max Caccitti. Quando vediamo Max parliamo di mountain bike, naturalmente. Diamo subito un paio di nozioni, Max, a chi si approccia alla mountain bike, come scegliere la bicicletta, perché non è che vai in negozio e dici mi piace quella, la prendi. Ci sono, credo, dei parametri come nella bici da corsa. Oggi è abbastanza difficile scegliere una mountain bike, come anche una bici d'enduro o anche addirittura le bike. Bisogna recarsi, nel nostro caso, da Tuttomoto e bike, e Emanuele sicuramente ha tutti gli strumenti per identificare, se non altro, la misura giusta per il telaio, cosa importantissima. Poi, oltre al telaio, successivamente c'è la possibilità di avere delle messe in sella professionali. Messa in sella non è trovare solo l'altezza della sella, riferita quindi alla distanza sella-scarpetta, è proprio trovare le misure più adatte per la persona sul come stare in sella. Questa cosa qua vale quanto per la mountain bike, come per la bici da strada, come per tutte le altre bici. Per un neofita che va in mountain bike, naturalmente uno sale e può andare a farsi il suo percorso, però mi piacerebbe che tu ci spiegassi che esistono, per chi non lo sapesse,
maestri, istruttori, cioè varie categorie di persone che ti prendono, ti portano e ti spiegano soprattutto come si va in mountain bike, perché non è solo prendere la bici e andare. Esatto, ripartiamo dal passo precedente. Tu vai in negozio, ti consigliano la misura giusta, perfetto, ti fanno la messa in sella, perfetto, hai la bicicletta. Dopo ci devi pedalare. Allora, uno che dalla poltrona si alza e si improvvisa ciclista, generalmente torna a casa sempre con qualche fastidio. Allora, ci sono determinate persone, figure, chiamiamole professionali, perché una guida di mountain bike è al pari di una guida alpina. Per arrivare alla guida, nel caso dell'FCI, io parlo per l'FCI in quanto titolato FCI, quindi Federazione Ciclistica Italiana, ci sono degli step da fare, che ci sono i vari livelli, dove diventi direttore sportivo, poi maestro in mountain bike, che adesso stanno cercando e hanno in qualche modo equiparato, in quanto vogliono far diventare il primo step per far sì che il titolato possa gestire sia la mountain bike che il ciclocross, come abbiamo sentito parlare prima, che le bike, l'enduro, che il DH, in quanto alla fine stiamo parlando sempre di 2 ruote su un telaio con una persona. Il problema fondamentale è che chi prende la bici, prende va, non sa se la posizione dei freni sono giusti, se la posizione della curva è giusta, la puoi vedere con la biomeccanica per la messa in sella e tutto quanto, però certe piccole accortezze, il manubrio più largo invece che più stretto, la sella un po' più arretrata invece di magari più bassa o più alta, hai qualche problema fisico, questo qua è inerente al comunque bagaglio tecnico che un tecnico, un istruttore, una guida nel momento che ti porta fuori può valutare, può dirti e può darti dei consigli in merito a sì, tu in sella potresti stare così, potresti fare quello, in quanto comunque le posizioni che tu vai ad avere in sella implicano la guidabilità buona o meno del mezzo che hai sotto il sedere. Sotto di te. L'importanza oltre a questo è che in un territorio come la Carnia, se tu ti improvvisi ciclista, ovviamente cosa fai? Parti di casa, sai che ci sono per sentito dire le ciclabili, vai in esplorazione. Dai oggi, dai domani qualcosa impari. Se poi c'è l'evoluzione, e parliamo proprio del cicloturismo, il turista che viene in Carnia, se viene in Carnia con una bicicletta vuol dire che sa già andare in bicicletta, però non conosce il posto e quindi di conseguenza ha bisogno di qualcuno che lo accompagni nelle escursioni settimanali, giornaliere o del weekend che lui ha intenzione o voglia di fare. E qui entriamo in gioco noi. Ok, e questo comunque lo vedremo nel corso delle puntate, esatto. Poi vedremo anche, ci spiegherai quelli che saranno, che sono i percorsi che possono trovare, ce n'è tantissimi veramente per tutte le taglie, per tutte le misure. Puoi no? perderti. Puoi perderti. Ma lui va in mountain bike? Riesci a portarlo o no? Lui vedremo, come anche te insomma. Anch'io sì, ma io vengo con la e-bike. Tu con le e-bike. Cioè, tu sei il nostro obiettivo. Sono il vostro target. No, hai svelato una cosa che non dovevamo dire. Sì. Boh, mi sto tenendo. Tanto la maglietta con la bici c'è. Stai già in forma. In forma. Poi ti formiamo. Allora, Max, grazie intanto grazie per queste precisazioni. E abbiamo chiuso anche la seconda puntata. Direi che è andata bene, ma come insomma era nel nostro obiettivo, no? Portare a conoscenza di più gente possibile quello che è il mondo del cicloturismo, delle salite, delle aziendine che, come avete visto anche nelle salite del Pura, andiamo a visitare, quindi il microcosmo Carnia o Friuli è veramente molto ampio. Che, come avete visto oggi, alloggia e fa venire ad alloggiare anche dei professionisti per una settimana intera. E ne avremo anche nel corso della stagione diversi, non andiamo a svelare. Bene, seconda puntata si chiude qui, grazie a voi, grazie agli ospiti che abbiamo avuto e naturalmente ci vediamo alla prossima.